ritorniamo in diretta, questa volta parliamo insieme di design dal Friuli Venezia Giulia al mondo, un viaggio andata e ritorno. A Udine si è tenuto un convegno seminario sul design come espressione internazionale dei territori, 2 giornate dedicate proprio a questo tema e all'importanza del rapporto che crea tra il locale e il globale. L'ha promosso ADI, l'ha organizzato la delegazione territoriale ADI Friuli Venezia Giulia. È stato un modo di parlare di design, di un design che ha travalicato anche le espressioni vernacolari, proponendosi come elemento valoriale nel panorama globale. Un convegno quindi che si propone di far emergere i punti salienti di questa relazione, fornendo alle aziende, ai professionisti e agli studenti del settore spunti di riflessione, approfondimenti ed esperienze calate nella concretezza del lavoro quotidiano. E allora noi andiamo subito a scoprire di più insieme ai relatori di questo convegno. Allora, nell'ambito di questo tema così importante come il futuro legato al design, quindi è la cosa di cui io mi occupo da tutta la vita, cioè a quello che è futuro e dove mi piacerebbe essere, insomma, nel mondo della produzione di oggetti di design. Quindi quello di cui ho parlato oggi riguardava uno degli ultimi progetti fatti da 2 designer svedesi che si chiamano Front e che hanno affrontato un tema a me carissimo, e quindi abbiamo lavorato molto insieme, molto appassionatamente a questo tema della natura. La natura come grande creatrice di forme e di colori, e che poteva essere, come dire, protagonista vera anche di quello che poi diventa un oggetto domestico. Ecco. In questo intervento ho provato a raccontare che cos'è il mestiere del fotografo nell'ambito del design e della cultura d'impresa, quindi come il lavoro di un fotografo commerciale e artista può essere utile per raccontare un prodotto, un'architettura, un volto, e di come ciò che c'è, quindi quello che esiste già dal punto di vista della presentazione delle cose, come si presentano le cose a noi, nell'industria, nella natura, nel mondo, sia spesso sufficiente come sfondo e come ispirazione senza grandi aggiunte per essere già design. Questo convegno è stato organizzato per festeggiare i 30 anni della delegazione Friuli Venezia Giulia sul territorio, e anche perché la delegazione è stata la spinta per trasformare l'Associazione per il Disegno Industriale da un'associazione nazionale, un'associazione che si dirama sul territorio. Abbiamo voluto dare anche una visione, se vogliamo, completamente diversa tra di loro, di questi 4 relatori che hanno portato la loro esperienza, ma soprattutto hanno dato questa bellissima chiave di lettura che va dalla tecnologia alla visione naturalistica di che cos'è il design, e quindi speriamo di aver dato anche questo contributo a questo convegno con questi 4 interventi molto interessanti. Sono andato in America per lavorare dalla HP come design team leader per le macchine fotografiche digitali in Fort Collins, Colorado, poi con la Panasonic al Design Center di New York. E poi mi sono trasferito un'altra volta in Cina per diventare lo Chief Industrial Designer per un'azienda cinese di elettronica di consumo ed elettrodomestici che si chiama Changhong, nella città di Chengdu, provincia di Sichuan. Mi occupo di progettazione del colore e oggi durante questo convegno ho raccontato come il colore è un linguaggio e come tutti i linguaggi evolve. Quindi ho presentato alcuni progetti per far capire che anche il design del colore è un metodo, si progetta, non si sceglie un colore, e che col tempo cambiano proprio i parametri. Adesso stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma, perché non si può più parlare di tendenze del colore, non si è in tendenza usando i colori di tendenza. La vera tendenza è superarle e trovare dei colori senza tempo. Ma adesso siamo ad altre armonie, le ho definite metamateriche, perché superano la dimensione fisica del colore e devono esplorare i valori simbolici e emozionali e mettere in relazione gli oggetti con le luci, con i suoni, con i profumi. E quindi, se anche per voi il design è futuro, potete andare sul sito adi-design.org, saperne di più e seguire i prossimi appuntamenti tutti dedicati al design.